Casteddu 70. Basta essere nati prima del 1970 per avere almeno un ricordo di quella squadra e del giorno in cui Gigi Riva e il resto dei giocatori rossoblù vinsero il campionato. Tutti quelli venuti alla luce prima di quella data hanno qualcosa da raccontare, aneddoti, storie emozionanti, la gioia, i pianti, l'incredulità, l'orgoglio, i festeggiamenti durati per giorni, i caroselli delle macchine, la rivalsa dell'immigrato sardo a Torino o a Milano e tutte queste cose arroscias e purescias a bocci dura. Anche quelli venuti al mondo nel 1970 non sono da meno, perché anche se non hanno niente da raccontare, sono sempre autorizzati e pronti a tirar fuori dal portafoglio una foto che li ritrae neonati, avvolti in una bandiera del Cagliari o dentro una Fiat 500 dipinta di rossoblù durante i festeggiamenti. Si sentono invincibili anche quelli nati nell'autunno del 1970, a Natale del 70. Insomma, tutte queste persone c'erano. E chi è arrivato dopo non conta nulla. Ora ignoravati, non ha niente da dire e pende dalle labbra di chi ha visto con i propri occhi quel momento sportivo unico e per adesso irripetibile. Che tempi! Si ricorda benissimo di quel periodo il raccattapalle Stefano Pischedda, che durante una partita di allenamento del Cagliari si era ritrovato con il braccio destro in frantumi dopo un tiro da fuori aria di rombo di tuono. Fratture multiple su radio, ulna e omero. Il giovane, originario del rione cagliaritano di Stampace, ricevette per risarcimento un autografo sul gesso, un pallone e 2 spuntare di Vesacù. Il tifoso Efiso Marcialis allo stadio Amsicora durante Cagliari-Bari fu vittima di una pallonata in fronte tirata sempre da Riva. Commozione cerebrale e una settimana trascorsa all'ospedale in stato confusionale. Lui di quel periodo però non ha memoria. Le storie dello scudetto. Raramente, ogni tanto, vabbè, continuamente questi ricordi sono fioriti da qualche piccola bugia, minuscole menzogne che servono solo a rendere tutto più epico, mitologico. E siccome noi non c'eravamo, non siamo in grado di sgamare i frammenti inventati, non ce la possiamo fare, è impossibile. Ora nel 2020, se vuoi capire se uno ha detto una stronzata, fai 2 controlli incrociati, Instagram, Facebook, WhatsApp, Tinder e du frigas. Nell'era digitale è tutto scritto, documentato, mentre negli anni 70 gli smartphone non c'erano. E in quel periodo il famoso detto latino verba volant, scripta manent valeva veramente. E racconti tipo What? Via domenica mangiamo. Stavo viaggiando con Leoncino, tornando dalla legna in paese. A un certo punto, a entrare da bida, abbiamo una macchina bollendo il fumo dei suoi motori. Oh cazzo è Spider a Rubio. Minchia c'è. E non era Bertosi che ha fatto guasto. Era insieme a una pifellona, buonicetta. Mi vedete da conoscere questa televisione che ci vede su bar di bida. Silvia Coscina o Catherine Spa, qualcosa di aici. Insomma, dicevo che de su Leoncino e sicuramente ti conosci a dei motori, dei trattori. Dopo no, il portierone. Oh, signor Albertosi, piacere, Severino Cannas. Si sposti che diamo una controllata alla vettura. Ya sabi fellona che non da cabara de mica stia sorridente dopo una lei saga nel Leoncino che si affumia e si mette comoda vicino alla motosega. Non deve fare, questa macchina affonda sul motore, mi tocca a portare Albertosi con su Leoncino, de orta acceso su, fizza entra nel suo stadio, Amsicora, bottacata piatta giocare, questa partita contro la Sa Juventus. Sentire un racconto del genere, ti lascia così, boh, ragazzi, Spider, uomo vellona entra su Leoncino, chissà. Per non parlare poi dei famosi pini che si trovavano davanti all'Amsicora, tutti dicono di essere saliti su quegli alberi per vedere la partita. Non c'è persona nata prima del 1970 che non sia salita sui pini davanti all'Amsicora per vedere il Cagliari dello scudetto. Manco fossero stati 5.000 quei pini. Poi ci sono quelli che favoleggiano che lo scudetto del Cagliari fosse un bluff. Per i complottisti quel primato sportivo fu un cavallo di Troia che spalancò le porte alla petrolchimica in Sardegna.
Questi dannati fricchettoni farneticano, sostengono in maniera convinta che abbiamo vinto il campionato perché così la famiglia di industriali Moratti potesse costruire la Saras senza che noi non ci accorgessimo di nulla. Cazzaredes. Come se poi dicessimo che a San Rock prima della raffineria il mare fosse pescosissimo e sa gente di sbattire da intendi fraghe bombola, tutto sa dire. Anche io, modestamente, ho un ricordo del Cagliari di quel periodo e sono troppo orgoglioso. Una cosa incredibile. Ero Pischello e mi ero invaghito di Higuita, il portiere della Colombia, che se gli girava, usciva dalla porta, scartava tutti e segnava, ma più di tutto mi piaceva che ci cravava la mossa dello scorpione. Quando un attaccante faceva un pallonetto, lui si lasciava scavalcare dal pallone, poi improvvisamente di scatto si tuffava in avanti, pancia a terra e faceva schizzare la palla fuori dalla porta, colpendola con la suola delle scarpe all'indietro. Volevo essere come lui. E un giorno, mentre tentavo di fare una di queste parate, lanciandomi il pallone all'indietro e sfracellandomi sull'asfalto, arrivò mio zio prete. Oh Nelle, e tu se offendi? Oh zio, ciao! Sto facendo la mossa dello scorpione di Higuita. E terrore questa cosa! I portieri mica parano così! Mise in tasca il piccolo breviario, si mise davanti a un portone enorme capitanese e mi chiese di tirare. Il pallone, dopo una puntera malefica, prese una traiettoria contro tutte le leggi della fisica e andò a finire dentro la casa del mio vicino. E Tyson, il suo cane lupo, bucò il pallone con lo sguardo. Io quando ero seminarista nel 1970 ero il portiere della rappresentativa regionale della squadra di calcio del seminario! E una volta avevamo anche giocato contro il Cagliari! Mio zio aveva iniziato a raccontare, ma io non lo stavo ascoltando. Guardavo soltanto il cane lupo che abbaiava fortissimo e riduceva in brandelli il mio pallone. Solo quando pronunciò la parola Cagliari mi ridestai. Zio, ma il Cagliari, quello, il Cagliari. Eia, avevamo giocato nel campo in terra battuta, io ero in porta, gli avevamo dato filo da torcere, se davanti sudata con resti su della Marta Satra e Isuzu all'occhiausu. Io ero ancora piccolo, giocavo negli esordienti del Santo Stefano a quarto e scimpru non fuemo ancora. Però mio zio era prete e i preti non ne dicono bugie. Ma io ero diffidente, cercai di capire dove voleva arrivare. E allora, zio, tu giocavi in porta? Ma veramente? E beh, se te lo sto dicendo, li abbiamo ridicolizzati, eravamo allenati e sapevamo il fatto nostro, eh? E poi la partita era finita con il risultato di... A quanto era finita la partita? Negli anni questo ricordo si è affievolito, è diventato nebuloso e mentre scrivevo questo racconto non riuscivo a concludere. Forse mi ero sognato tutto. Per questo decisi che dovevo assolutamente sentire mio zio per sapere se si ricordava di quella volta che avevano giocato contro il Cagliari e soprattutto dovevo conoscere il risultato della partita. Provai a chiamarlo per giorni, ma ogni volta dopo gli squilli si attivava la segreteria. Mia madre mi disse che era impegnato per le 48 ore di Pasqua e le prediche in giro per le chiese delle Sarde. Io però questo racconto dovevo finirlo. Aspettai che mia madre andasse a trovarlo e d'accordo con lei combinai un appuntamento telefonico. Ciao zio, e Tavaridi, eh? Tutto ciao, bene? Nelle, commentista, sta trabalendo, Sesi! No zio, non sto lavorando, ma sto bene comunque. Ascolta zio, ma ti ricordi di quella volta quando ero piccolo che mi avevi raccontato di quando eri in seminario, avevate giocato contro il Cagliari nel 1970? Nelle! Non ti sento bene, Nelle! Zio, mi senti zio? Io ti sento, il Cagliari zio, la tua squadra di calcio del seminario, di quando avevate giocato contro il Cagliari, su Gasteddu. No, il Cagliari, eravamo a Cagliari! Rimasi interdetto. Sicuramente avevo capito male. Zio, a Cagliari, Gigi Riva, Nenè Albertosi, ti ricordi? Eia, a Cagliari contro la rappresentativa dei Cappuccini di cui avevamo vinto 4-0. Però non si sente bene il telefono, non intendisi. Cagliari, delizioso paesino di 2500 anime in provincia di Oristano,
con la squadra locale che milita in seconda categoria. Non sapevo cosa dire, rimasi in silenzio, sbigottimento, confusione, mi crollò il mondo addosso. Zio, me la ripassi mamma, per favore? Certo, e vieni a trovarmi che se papà sono bello brata macarrone, si compagna da satizzo, ciao ciao! Ciao zio, ciao zio. Poi si rivolse a mia madre. Mi filo tu a suo telefono! Ciao mamma, ascolta, quando torni da Villa Salto mi porti le uova e su Casagero? Cosa ti doveva dire zio? Nulla mamma, portami anche su bistocco.